È stato un anno ricco di tante attività per la prefettura. Sì, la prefettura è stata un po' al centro delle attenzioni soprattutto dei sindaci e delle comunità locali. Il 2025 è stato contrassegnato proprio con questa priorità di alleggerire i disagi dei cittadini che, come sappiamo, vivono quotidianamente a seguito di varie carenze infrastrutturali sul territorio. La Prefettura ha voluto concentrare le proprie attenzioni su questo aspetto, quindi in un'ottica di un'economia sana sul territorio si è svolto anche questa attività mirata unitamente alle forze di polizia. È un'azione che porteremo avanti anche nel 2026 e che i risultati conseguiti ci servono da stimolo per poter fare di più e fare ancora meglio. Ha un difficile adattamento alla società odierna, quindi il dialogo è stato aperto anche con le istituzioni scolastiche, quindi varie iniziative soprattutto hanno visto i ragazzi protagonisti. Mi riferisco anche al 35° anniversario della scomparsa del Giudice di Cattino, che ha dato luogo a numerose iniziative sul territorio e che ha visto coinvolti gli studenti. Quindi questo un po' la prospettiva anche che si affaccia per il 2026, un maggiore dialogo con le giovani generazioni. Da loro dobbiamo trarre noi benefici e soprattutto suggerimenti anche per le azioni quotidiane che svolgiamo nei nostri ambiti. Quindi un 2025 che ha visto anche un'azione molto forte di contrasto alla criminalità organizzata sotto il profilo della gestione dei beni confiscati alla mafia, ma anche sotto l'aspetto della prevenzione che ha riguardato anche le aziende colpite da fenomeni estorsivi, da danneggiamenti. Quindi anche in questo caso sono stati veramente numerosissimi i servizi predisposti sul territorio, con servizi straordinari di controllo, servizi cosiddetti ad alto impatto che hanno visto coinvolte le forze di polizia anche con le loro specialità. Tutto questo in un'ottica di salvaguardia e della tutela non solo dei primi cittadini, delle loro comunità, delle aziende sane che operano sul territorio.